Rieccoci qua insieme. Vi presento subito i nostri interlocutori, tanto ormai dovreste anche conoscerli perché sono venuti diverse volte, sono gli esperti degli immobili, ognuno nel proprio ramo, nel proprio campo, e ci consentono di affrontare anche questa volta diverse questioni e problematiche, un po' sollecitate anche dalle vostre domande, dai vostri messaggi che ci avete lasciato in segreteria, alcuni ci hanno anche scritto, altri ci hanno mandato dei WhatsApp. Sostanzialmente il tema centrale è come rendere la propria abitazione, che possa essere nuova, meglio ancora, oppure se va ristrutturata ex novo, più confortevole possibile e soprattutto piacevole da vivere, da abitare. Ci hanno dato nei vari puntate tanti consigli e quindi ben ritrovato l'architetto Ivan Straibeitze, progettista e coordinatore del gruppo tecnico Callegaro Costruzioni, grazie di essere tornato qui con noi. Marco Callegaro, amministratore Callegaro Costruzioni. Quindi parliamo proprio della costruzione, della sua struttura. Buonasera, ben ritrovato. Alberto Malerba, consulente di infissi ma anche titolare di Malerba Infissi, grazie di essere qui. Raffaele Fantin, tecnico commerciale energetica SRL. Buonasera. E anche all'azienda sostanzialmente. Enrico Scapocchin, titolare Repac. Buonasera e buonanno a tutti. Buonasera, ben ritrovato. Che anche qui ha un duplice ruolo perché quindi creiamo questo momento di chiarezza che forse non si era compreso bene, sia di coibentazione degli immobili ma anche di tutto quello che sta ad adornare l'immobile stesso, perché forse non si era capito, parlando ogni volta di qualcosa di diverso. Quindi quando si parla di piscine e di vasche si rientra anche nel vostro ambito. C'era qualche dubbio? C'era qualche dubbio. Lo l'abbiamo chiarito. Sfattiamo il dubbio. L'abbiamo chiarito subito. Allora, quinta puntata, architetto, cominciamo con lei a questo punto. Tante domande, vediamo anche di rispondere dopo alle varie domande, alle varie perplessità, però volevamo soprattutto puntare l'attenzione sull'importanza di un immobile di nuova concezione, quindi che sia ben coibentato, che sia costruito bene. Non è una cosa semplice perché ci sono tante obiezioni, c'è chi dice però le case di una volta, e quindi cominciamo subito entrando nel tema, rispondendo e facendo le domande, no? Le case di una volta tenevano perché avevano belle mura, non avevano questi problemi così grandi di infiltrazioni, di muffe, di umidità, e quindi cos'è questa storia di queste case nuove che vengono proposte con delle coibentazioni che però poi danno delle problematiche? È così? Beh, sì, e quindi parliamo del tema della casa fatta bene. Dopo so che Callegaro dovete. Marco sicuramente è più addetto, ma è chiaro che oggi la si prende da lontano. Da un lato c'è anche una tendenza un po' speculativa, politicamente speculativa. Questo, però non voglio entrare in questa cosa perché sennò non ne finiamo più. Limitiamoci al nostro campo. È chiaro che le case della nonna erano belle, accoglienti, confortevoli, perché il contesto era un altro, ovviamente. Quindi nessuno si preoccupava di un certo tipo di comportamenti tecnici delle abitazioni. Oggi è cambiato tutto, cioè dal momento che i muri in spessore sono diventati il doppio di quelli che si facevano 30-40 anni fa, che gli impianti sono diventati così importanti, è chiaro che è tutto funzionale ad un unico obiettivo, quello di consumare il meno possibile. Questo è il tema. Che una volta non c'era questo problema di consumare il meno possibile, quindi qui non c'era di consumare, no? Infatti noi potevamo avere gli spifferi nelle finestre, potevamo avere i muri fatti, non è che il muro in sassi di 60 cm, come molti possono ricordare, fosse un muro altamente isolante, no? Noi avevamo l'idea che un muro di 60 cm in sassi fosse un grandissimo muro e magari consumavamo un sacco, però a quel tempo, nel passato, non c'era lo stesso parametro, no? Cioè vuol dire il costo non era così elevato. E poi, relativamente a un'altra osservazione, si poteva accendere tranquillamente il caminetto, cosa che adesso non tutti ancora lo sanno, attenzione, lo so che non lo sanno. Caminetti non si possono accendere, sì, udite udite, è vero? È vero. Infatti anche questo è un altro aspetto. Quindi il tema è veramente impegnativo e non è che ci sia tante chance possibili per venire fuori, anche perché noi sappiamo che entro il 2030 la classe energetica dell'edificio dovrà essere
e poi nel 1933 la classe energetica di tutti gli edifici che tu li affitti o che tu li vendi. Ma non hanno bloccato questa direttiva? Certo, sembra che sia però stata bloccata. Intanto è stata, non bloccata è una parola grossa, no? Intanto è stata sospesa, però questa sarà la prospettiva in cui l'Europa vuole arrivare. No, poi noi avremo i soliti problemi, perché abbiamo 7 milioni di edifici da mettere a posto, tutte queste cose qui. Con il super bonus mi pare che stiamo parlando di aver messo mano su 350.000 edifici, se non ricordo male, gli ho così a spanne. Quindi vuol dire che se con il super bonus noi siamo riusciti a fare solo questo, come faremo ad affrontare i famosi 7 milioni di edifici che dovremo mettere a posto? Per quello infatti hanno congelato tutto. Dovrebbe essere che lo Stato si proietta nell'affrontare questo tema in modo organico, come si vuol dire. No? Che non è possibile. Qual è il modo organico? Aiutare gli italiani ad affrontare le spese, questo è il problema. Cioè, una delle cose positive del super bonus era il famoso sconto in fattura, ovviamente. No? Che non c'è più. Che non c'è più. Noi stiamo andando verso una prospettiva in cui le case possono mettersele a posto chi ha una certa possibilità economica. Mentre tutta la grande fascia di persone che possono aver dedicato a costruirsi la casa, come capita spesso anche a noi, certo, gli mancano quei 50-100 mila euro in più che farebbero comodo, e questo poteva essere lo strumento dello sconto in fattura, che avrebbe potuto risolvere gran parte dei problemi, soprattutto sulla fascia media. L'obiettivo, per ritornare alla domanda, è proprio questo, cioè noi tutti dovremmo abituarci a isolare di più questi edifici, e per contenere le spese, come dice energetica di Raffaele, è la bolletta a fine dell'anno quella che conta. No? Quando tu ti rendi conto che le tue bollette sono un quinto di quello che spendevi prima, o un sesto, o la metà, in funzione a tutta una serie di pensieri che potremmo fare, tu ti accorgi che effettivamente hai raggiunto l'obiettivo. Certo. Poi sul come è stato il tema che abbiamo raccontato in queste giornate qui. Insomma, ecco, no? È in parte politica, in parte non lo è, però tutti questi interventi per l'ambiente sono riservati a chi può, perché parliamo dell'auto elettrica, chi può permettersela, parliamo di queste ristrutturazioni, e poi alcuni ci hanno chiesto appunto se nella casa nuova è prevista anche la possibilità della ricarica della macchina, però attenzione che sembra che prevederanno un provvedimento di legge per cui la macchina deve ricaricarsi lontano dall'immobile per evitare incendi vari, insomma sono tutti quanti riservati a chi veramente ha disponibilità economica, quindi non è un... Sì, infatti il problema è proprio questo. Noi siamo sulla scia dei prezzi edili che sappiamo che si sono molto alzati. Cioè, oggi se dobbiamo affrontare il tema di ristrutturarci casa nostra, dobbiamo veramente avere la pazienza di capire come intervenire, perché sappiamo che il potere d'acquisto delle persone che mediamente frequentiamo, si rivolgono a noi, è veramente basso, cioè mancano sempre 100.000 euro praticamente. Mancano, se no, poca cosa. Sì, sembra una barzelletta, però è proprio così. A tal punto, come dicevamo prima, che ci si sta orientando verso la costruzione di nuovo degli appartamenti in condominio, no? Cioè stiamo rovesciando il modello politico che per tutti gli anni 60 e 70 si è cercato, perché il fatto che noi siamo tutti proprietari di case è dovuta anche alla questione che in Italia si è preferito che l'italiano diventasse un proprietario di casa piuttosto che uno che andasse a prendersi un appartamento in affitto. Certo, adesso i problemi degli affitti sono un po' c'erano le motivazioni politiche interessantissime, però voglio dire, la realtà è proprio questa. Oggi il paradosso è questo, che gli eredi di una casetta singola che la nonna gli ha lasciato, che pure i genitori ti hanno lasciato, e vorrebbero ristrutturarsela e vestirsela a propria immagine e somiglianza, molte volte gli mancano una parte dei soldi per poter fare il lavoro completo, come abbiamo discusso in queste giornate. No, questo ci dovrebbe far riflettere, non tanto a noi che diventiamo matti, perché ogni volta con Calegaro infatti è una questione anche politica. Di venire incontro, chiaramente se uno dice io ho questi soldi cosa possiamo fare? E da lì viene fuori tutta la questione anche come isolare, no? Perché molte volte ci si fa prendere la mano da fare degli interventi, che era uno dei temi che abbiamo affrontato, che non sono necessari. E dare anche delle gerarchie, quindi come lavorare, la questione dell'involucro che abbiamo parlato, l'importanza degli impianti ragionati in una certa maniera, degli infissi, le cose che ci siamo detti in questi giorni, in queste puntate. Prima di passare la parola a Callegaro, siccome sento vibrazioni dalla parte di Scapocchino, ce le sento, perché quando si parla di un po' di interventi anche politici,
ha sempre qualcosa da ridire. Da una parte, secondo lei, visto che è un imprenditore, ha dei dipendenti, dei collaboratori, venire incontro anche alle esigenze del lavoratore, quindi aumentare il suo potere d'acquisto, perché è anche un discorso di, da una parte, detassazione, e là ci siamo, però lo Stato arriva fino a un certo punto, poi vedremo. Dall'altra siete anche voi imprenditori che dovete rivedere i vostri margini, e questo ci viene come istanza anche da parte di tanti telespettatori, e dare un maggior potere d'acquisto ai dipendenti, perché il dipendente che ha quei 100 euro in più in busta paga, poi messi via in tot anni, arriva a quel quid che magari può permettersi una casetta un po' più decente. Che cosa ne pensa? Perché è una questione politica, so che lei a volte in questioni politiche... Elena, chiacchieravamo con diverse persone in questi periodi qua come poter diminuire appunto i costi aziendali. Perché? Perché i costi delle case, ma comunque in generale, sono alzati in maniera importante, e quindi quest'anno Repac stiamo mettendo in piedi un progetto di benessere sulle persone, e parlando appunto dello stare in azienda, di come poter usare le varie leggi che hanno messo in piedi, una sono appunto buoni pasto o altre quindi cose. Strategie per far spendere di meno le persone, insomma. Esatto, per dare una mano alle persone, ma dobbiamo anche coinvolgerle di più a essere partecipi alle attività aziendali, e farle partecipare anche di più agli obiettivi aziendali. E per questo nel 2004 che abbiamo messo in piedi tante cose, ma una è anche proprio il benessere delle persone. E quindi un impegno anche da parte degli imprenditori, insomma, è un impegno importante di risorse, e anche comunque di mettere a conoscenza anche tutto il gruppo Repac, di essere coinvolto in maniera attiva a chiaramente tutte le componenti importanti, eliminare gli errori, soddisfazione del cliente, mettere in piedi anche comunque idee nuove sulla propria quotidianità, e non è facile, perché sai, no, ma infatti comunque c'è questo tipo energetica. È fattibile secondo lei lavorare anche da questo punto di vista? E dopo lo stesso lo chiederò anche per quanto riguarda, insomma, gli infissi, insomma, i vari settori, quindi aiutare anche i dipendenti, i collaboratori della vostra azienda, di aziende. Perché poi se voi produceste lavatrici e se il vostro operaio non può permettersi di comprare la vostra lavatrice, è anche un po' triste, perché così vuol dire che tante altre aziende hanno operai che non possono, lavoratori, collaboratori, quel che vuoi sia, che non possono permettersi quel prodotto. Dovrebbe essere invece il contrario, che i primi a potersi permettere una casa o un vostro sistema di raffrescamento anziché riscaldamento sono proprio i vostri collaboratori, no? Sì. So che la domanda è un po'... No, una domanda molto pertinente, anzi parla molto di futuro anche, di prospettive. E di sostenibilità. Io ho vissuto anche gli anni in cui le detrazioni fiscali non c'erano, o c'erano in piccola parte. Dopo c'è stato l'avvento del 36%, che è la prima detrazione fattibili in Italia, dopodiché c'è stata tutta l'escalation che abbiamo visto e via dicendo. Ma io sinceramente ho questa idea, al di là dei bonus, dei sconti in fattura, dei 110... Sì. Che poi ci sono oggi, non ci sono domani, ti spiazzano molte persone. Noi dobbiamo rendere fattibile che uno che lavora se lo possa anche acquistare. Se questo non lo rendiamo fattibile, noi stiamo sognando qua. Ma stiamo veramente sognando, perché se non è fattibile nemmeno i 30 anni di mutuo che uno va a sobbarcarsi per avere un diritto costituzionale, abitare una casa e avere il diritto costituzionale di un lavoro pagato dignitosamente, vabbè, cosa stiamo costruendo? Cioè di cosa parliamo? Anche perché poi la fascia altissima di cui parlava l'architetto a un certo punto si esaurisce. Anche perché se l'Italia non se ne rende conto, i nostri politici nemmeno, chi fa veramente l'economia è la classe media. Non sono i super ricchi che fanno queste cose, perché dei super ricchi faremo una casa all'anno, forse due. Quello che dicevo, e forse i figli di questi saranno 3 figli, va bene, ma cosa cambia?
su un'economia della nostra provincia, della nostra regione o della nostra nazione. Cioè, cosa cambia? Noi dobbiamo rientrare nel potere d'acquisto di tutti, di ciascuno, ma che non è una regola che... Certo. Ma è proprio, ma non è una regola, c'è proprio un'etica. Non deve essere una regola, è proprio un'etica. È costituzionale pure. Certo. Il diritto alla casa e il diritto al sostentamento, quindi un stipendio dignitoso, deve essere garantito a chiunque. Sì, infatti, perché altrimenti... Quindi dopo non può essere legato a, come diceva anche Enrico Scapocchin, che le aziende si inventano i buoni spesa. No, meritevole senza dubbio. Encomiabile. Però cioè, deve essere una cosa che deve essere riconosciuta. Certo. Ma questo è importante, infatti qua passo la parola anche a Alberto Malerba. Perché adesso le persone tendono a vivere molto la giornata, proiettiamola la giornata, il mese, a godere, cercare di darsi degli accontentamenti, quindi poi magari la vacanzetta, il weekend alle terme, anziché il ristorante, eccetera, e mettono molto da parte meno soldi, perché si rendono conto appunto, come diceva anche l'architetto, come ci raccontava, che non ce la faranno neanche in un mutuo di 30 anni, quindi è inutile mettersela via. Cioè uno magari sognava e diceva magari mi prendo la casa un po' più grande, un po' più piacevole, in un'altra zona, ma me la devo mettere via e quindi almeno vado al ristorante, almeno mi compro 2 cose. È brutta sta cosa qui. Cioè rappresento la generazione che ha questo problema. Infatti sono il più giovane oggi, quindi ne posso parlare visto con la cognizione di età, causa. Allora, c'è la fortuna di chi è riuscito a mettere in fila un determinato percorso imprenditoriale e oggi ha delle possibilità, c'è chi invece magari è un dipendente, un collaboratore di un'azienda dove appunto magari lo stipendio abbinato magari a quello della moglie non può sostenere progetti di costruzione. Manco di un edifici. figlio a volte. Ecco, quindi magari le persone hanno cambiato le proprie ambizioni perché sono cambiate e magari ragionano in base alla tasca. Io parlo e ragiono sempre in base alla mia tasca, probabilmente la media delle persone, dei nostri clienti lo fanno, per cui perché mi devo impegnare 30 anni in un progetto costoso quando magari il tempo di vivere è soltanto uno, e quindi meglio un viaggio in più che una casa in più. Ecco, forse sono cambiati i paradigmi. Noi ovviamente il nostro lavoro e le nostre competenze le mettiamo a disposizione di chi ha questa necessità, ma c'è anche chi non ce l'ha e probabilmente rispetto a 20 anni fa le priorità delle persone sono cambiate, sono evolute. Ah sì, certo. Le priorità sono cambiate. Infatti sono cambiate. Però non vengono messe in discussione le nostre competenze. Per chi ha bisogno di costruire casa, di isolare casa, di fare architettura, noi ci siamo, quindi certo. Non è che ma secondo me è più più semplice un discorso relativo a un serramento, perché tutto sommato non ti stravolge la vita, cambi serramenti, fai qualcosa di bello, oppure rivedi la tua abitazione. Adesso ho visto alcuni che riescono anche a fare delle finestre porte finestre molto molto grandi in una casa che non ce le aveva, con i permessi necessari, che non costruirla ex novo, dove veramente devi fare un certo tipo di progettualità. Ma anche lo stesso per Scapocchin, cioè abbellire, fare, ce la fai, impianto, adesso vedremo, sì prego. No, per conto mio, al di là che forse l'argomento potrebbe essere che ogni azienda prende una libera scelta, quindi far lavorare meglio i propri dipendenti sulla propria azienda è solo che un buon investimento, ecco. Certo. Questo è, però diciamo è il caso singolo, è rendere fattibile. È rendere fattibile sta roba, cioè non è giusto che uno lavori per 30 anni pagando un mutuo con l'incertezza del lavoro. Come si fa? Perché quanti hanno trovato la casa pignorata dalla banca e venduta con tutti all'asta? i problemi che ci possono essere relativi, connessi e via dicendo, quindi devi garantire lavoro. Quindi il fatto stesso che l'architetto prima abbia detto il bonus, la cessione del credito l'hanno bloccata, il bonus non si sa, che prospettiva si ha? Cioè chi lavora dentro a questa cosa? Cioè devi creare una prospettiva ai giovani. Ma di lunghi anni, di diversi certo. anni. Cioè una volta, adesso non è che possa dire che è il secolo scorso, insomma, non è, però iniziavi a lavorare e sapevi che se anche facevi un mutuo lo potevi pagare.
Andavi in proiezione. Ipotizzavi anche la pensione. Adesso no? c'è un'incertezza totale. Che si chiama precarietà. Uno va in banca, se lo prende, ma sa se lo paga. Ma anche voi imprenditori. Comunque mi sembra che sacrificio sia stato bandito, eliminato dal vocabolario italiano. No. E anche questo è un problema grosso in Italia, perché nessuno più vuole sacrificarsi, perché avere un mutuo di 30 anni è un sacrificio, è un obbligo, è un impegno, è una cosa che comunque... Sì, è vero, però quello che diceva il nostro Raffaele Fantini è una cosa importante, cioè io sono disposto al sacrificio in proiezione di un fatto di una continuità, cioè continuità del lavoro, per cui arriverò al termine di questo grande sacrificio, ma se io mi troverò che a un certo punto non sarà più sacrificio, ma sarà la mia morte, perché la morte, cioè, non la morte fisica, no, la morte nel senso che perdo il lavoro, cambio il lavoro, mi aumentano i tassi, vuol dire che il tuo progetto va a morire. Sai da quando... Vero, se uno ha voglia di fare qui in Veneto, si tira sulle maniche, ce n'è veramente quantità abnorme, sì, no? Vabbè, insomma, allora ma c'è solo una domanda da farsi. Correre a reddito di cittadinanza, appunto. No, cosa vuol dire? ma guadagnerai poco, non ce la farai pagare sul bonetto mutuo. C'è solo una domanda da farsi. Lavoro ce n'è, ma a quali condizioni? A quali condizioni? Questo è il discorso. Ma a quali condizioni? Tu, te le cerchi tu, come dal monte a mondo? Non è sostenibile un sistema che tu ti debba rivolgere alle cooperative per avere personale che ti venga a lavorare. Ma appunto che nessuno più vuole mettersi il sottoscritto andava all'ufficio di collocamento? Ma non esiste più ormai. Ma non esiste neanche più gente che vada a proporsi per fare qualcosa? Non ce n'è. Cioè, ci siamo un po' spostati. Adesso esatto. comunque non entriamo comunque troppo nello specifico. Volevo far intervenire anche lei. Non è caso. Io credo che noi abbiamo insomma una grossa responsabilità, perché comunque la casa è un investimento per la vita e di conseguenza insomma qualunque intervento si scelga di intraprendere su una casa, chi deve ristrutturare o comunque insomma interventi di demolizione, tante volte ricostruzione o ristrutturazioni insomma pesanti, che sono il problema principale dove c'è un esborso economico grande, dobbiamo trovare insomma delle soluzioni per questo, per poter continuare a lavorare in un certo modo. Sì, perché è il nostro lavoro insomma. E, insomma, io sono fermamente convinto che l'unica strada che possa tenere sotto controllo i costi e soprattutto più che sotto controllo i costi riesca a fare una valutazione mirata su dove investire per non sprecare, perché in edilizia tutti sappiamo che è molto facile uscire dai budget perché l'imprevisto è sempre dietro l'angolo, però affidandosi a un team, insomma, come siamo qui questa sera, di professionisti che sono abituati a lavorare insieme e soprattutto hanno la stessa mentalità, si riesce ad arrivare a mirare, diciamo, questa economia che è sempre poca rispetto a quello che servirebbe per fare questo tipo di interventi, a dare insomma la proporzione giusta perché si riesca ad ottenere un ottimo risultato. Poi, per allacciarmi un po' anche al discorso del momento difficile, è anche vero che allora da una parte secondo il mio punto di vista è sicuramente affidarsi a gruppi ben formati per non fare questo spreco di economie, di energie, che poi si rischia di arrivare alla fine che non è mai quello che si pensa all'inizio, quando ci sono tante teste magari e soprattutto tante figure che non sono abituate a ragionare nello stesso modo. Però anche la committenza, noi essendo un po' come Callegaro Costruzioni in prima persona, quando uno deve ristrutturare casa generalmente si affida o all'architetto o al costruttore, e vediamo che è un po', come diceva Scabocchin, è un po' come dire passata quell'idea che per costruire una casa è un investimento per la vita, quindi no. Io vedo che c'è poca l'idea di dire questo investimento durerà per tanto tempo, cioè io ho in mente di ristrutturare la casa, ho in mente di fare il mutuo, vado dal costruttore, che ormai è quasi scontato, anche se è un brutto termine, no? Vado da un costruttore che faccia il chiave in mano, questa è un po' l'idea, quindi faccio il mutuo, vado dal costruttore che costruisca chiave in mano,
quanto durano i lavori? Un anno? Non si potrebbe fare un po' meno perché dobbiamo conciliare tutte le cose. Fanno fatica a collimare tutte queste cose, no? Perché per costruire una casa, diciamo una volta, ma non tanto una volta, i nostri genitori ci mettevano una vita per finirsi un fabbricato, no? Adesso quindi ci sono le esigenze. Allora noi come azienda tante volte proponiamo anche di dividere magari in 2 step, cioè rendere, faccio l'esempio della ristrutturazione pesante, si fa un primo step dove si ristruttura completamente la parte interna del fabbricato in modo da poterci andare a vivere e poi magari si divide in un secondo step tutta la parte esterna, recinzioni, sottoservizi e tutti quei lavori di corredo che possono essere fatti anche in un secondo tempo. Certo. Però l'idea di spezzare queste 2 cose no, perché cioè io uno vuole tutto finito, certo. voglio tutto finito. Questo è un problema. No, ma torniamo, però quindi ci vuole da parte nostra, se i clienti hanno un problema da risolvere, noi dobbiamo trovare il modo di riuscire a confezionare in base alle esigenze. In base alle esigenze, il nostro compito è quello di riuscire a confezionare un prodotto secondo le capacità del cliente. Però, visto che ci eravamo imbattuti insomma in questo tema, no? Dei tempi che non si riesce più il potere d'acquisto, i mutui e le banche, anche il committente deve un po' mettere in atto questa cosa che deve essere anche un po' diluito nel tempo, cioè non si può pensare di costruire la casa e la villa, finire tutto e entrare, cioè vorremmo che un po' troppo, mi sembra, no? E questo risponde già a una domanda che ci è stata posta da alcuni nostri telespettatori, quindi i tempi per avere chiavi in mano, quindi più o meno bisogna avere un po' di elasticità. Torniamo su questi temi. Pubblicità qualche secondo, poi siamo con voi, tra poco.